Aiutatemi, 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 aiuto. Ma come cacchio è possibile, no? Che st'arbitraggio è niente. Fa schifo. Cioè, ma è una cosa incredibile. Gli arbitri in questo cavolo di campionato sono tutti contro il Napoli. Ma giù, è inutile che diciamo baggianati, ma poi gli arbitri di Serie A sono tutti contro il Napoli, ma giù, che perché partiamo da, voglio parlare solo di un episodio. Bologna-Fiorentina, che non era fuori gioco. La Fiorentina, perché no, così, in secondo gol, in azione al secondo gol, il giocatore della Fiorentina stava con la mano, così, la mano in da fuori gioco. Quella è la stessa azione di Mazzocchi. Ma ricordate, per il gol annullato da o McTominay, non mi ricordo. Comunque, quello non era fuori gioco. Che è fuori gioco. Quest'anno sono tutto contro di noi. Sono tutti contro di noi. Sono tutti contro di noi. Ma giù. È incredibile. Vabbè. Bologna Fiorentina 2-1. Milan Lecce 1-0. Torino Roma 0-2. Partiamo Torino-Roma. Allora, del Bologna non voglio proprio parlare perché già mi hanno rotto le scatole gli altri, quindi Bologna Fiorentina non ne parlo. Quindi mettete una immagine, già mi hanno rotto le scatole. Allora, segniamo Roma, Mallen e Dybala. Partita sontuosa da parte della Roma, cioè, da tifoso napoletano, ma giù devo fare i complimenti alla Roma. Devo fare i complimenti alla Roma, vai giù. Ha giocato una bella partita. Poi non c'è da dire altro, vai giù, in Coppa Roma, ha giocato una partita straordinaria. Poi, ve lo dico da tifoso napoletano, guardate che tengo qua, ma l'hai visto pure in dall'Inter, SSC in Napoli. L'hai visto pure in dall'Inter, vai giù. Poi, Milan Lecce 1-0. Al gol Fulkrug al 76esimo, non capisco come fa a giocare questa. Tenevo Rita per tutto. Come cacchio ha fatto? Si è avviato gli antidolorifici. Vabbè, comunque, Milan che al momento è a +3, questa calcolatrice. Allora, per arrivare primi, l'Inter deve perdere 3 partite, quindi 9 punti, ok? Quindi sono 3, sono 9 punti. Sì, sono 9 punti. Ok, 9 punti. Il Napoli deve vincerne 3 e deve fare 9 punti. Ok? Segniamoci. No e no. Poi o Milan ad aver pure di 3 partite e segniamoci di 9 punti. A Roma ad aver 2, quindi 6 punti.
Poi la Juventus può perdere pure uno, quindi 3 punti. Cioè, qua giù, ma ci rendiamo conto? Cioè, ogni volta da fare 9 punti, da sperare che l'Inter perde 3 partite, quindi 9 punti. Che Roma che ne perde 6 e con Milan che ne perde 9 e con la Juventus che perde 1. Cioè, ma perché siamo sempre noi? Perché? Situazione arbitrale a favore nostra, infortuni, non ne parliamo, vabbè. Non voglio dilungarmi troppo di questa verità, io vi saluto, ci vediamo domani, grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a giù.